Ecco, benvenuti a Media Europa, questo nuovo network che a livello internazionale stiamo andando un po' molto bene, tutti i fotografi friulani, e quindi questo mi dà molta un'idea positiva dell'interesse che c'è dei nostri connazionali all'estero. Oggi sono qui con il consigliere regionale Mauretuzzo, che è stato candidato anche presidente alla regione Provincia Giulia. È una persona che ha nel cuore anche il Friuli, quindi diciamo un momentino cosa dire ai nostri connazionali all'estero innanzitutto, perché come patto per autonomie mi pare che è delineata bene la questione, no? Beh, innanzitutto un grandissimo mandi e un saluto di cor a tutti i furlani e le furlane attorno al mondo. Beh, io credo che il Friuli sia una matria, come la definisce Angelo Floramo, no? Quindi una patria che supera i confini fisici che oggi rappresentano, insomma, la nostra regione, ma che in realtà appunto ha tantissime persone, donne e uomini in giro per il mondo, e questo io credo sia davvero una cosa da tenere sempre presente, perché rappresenta qualcosa di grande, insomma, no? E sappiamo che chi è in giro per il mondo ha un'idea di Friuli ancora più forte forse di quelli che lo abitano qui, no? Sembrano più friulani di noi. Esatto, e sono più friulani di noi, esatto. così. E quindi questo è una cosa bella. Io penso che ciascuno di noi ha, no, almeno un parente in Australia, Argentina, Stati Uniti. Insomma, io personalmente ho uno zio di mio nonno in Australia e ancora cugini che vivono là e con i quali ci sentiamo e ci parliamo anche in friulano talvolta, anche se insomma le nuove generazioni fanno fatica. È una via roba, no? Esatto. Ecco, parliamo un momentino delle elezioni europee, perché fra poco ci saranno le elezioni europee, mancano meno di 100 giorni a questo appuntamento, e naturalmente vediamo che tanta gente decide di votare all'ultimo secondo, no? Perché si parla di una sterzata a destra dell'Europa, qualcuno dice che non avverrà, certamente qualche cambiamento ci sarà, no? Ecco, la sensazione di Massimo Mauretuzzo? È un momento storico molto complicato. Io credo che prima di tutto dobbiamo ridirci ancora una volta con forza che l'Europa è fondamentale, e una terra come la nostra, il Friuli in particolare, che è fatto di lingue, di culture, di identità diverse, deve ricordarsi sempre che noi prima di tutto siamo dentro l'Europa, insomma, no? E questa terra è europea per definizione, perché qui da sempre i popoli si sono incrociati. Poi i friulani per il mondo sono anche sempre dappertutto, insomma, no? E sappiamo che purtroppo i confini del Novecento in questa terra hanno creato drammi, no? Che sono ancora purtroppo in tanti casi delle ferite aperte, no? E invece il Friuli, la patria del Friuli, era quel luogo dove si parlavano, no, il friulano, l'italiano, lo sloveno, il tedesco, e questa è una grandezza, insomma, che la nostra regione è un po' un prototipo, diciamo. Esattamente, quindi noi dobbiamo guardare di nuovo a percorsi come quelli di Alpe Adria, no? Di capacità di tessere relazioni importanti che sono istituzionali ma sono anche culturali, economiche, con la Carinzia, con la Slovenia, con il Veneto. Noi dobbiamo guardare, oggi fa molto di moda qui da noi parlare di nord-est, ecco, io credo che noi dobbiamo interpretarlo dicendo che guardiamo a nord e a est, perché la nostra storia viene da lì, e quindi dobbiamo essere capaci, insomma, di guardare all'Europa. Purtroppo vediamo che oggi l'Europa viene messa in discussione da tante parti. È vero che sono stati fatti degli errori da parte delle istituzioni europee, che molto spesso sono viste come lontane, come qualcosa che mette tante regole, no? Forse troppe ogni tanto, però sappiamo che è indispensabile. Lo è stata negli ultimi anni. Non dimentichiamoci che l'Italia, e quindi anche il Friuli, Venezia Giulia, sono rimasti in piedi economicamente perché c'è stato il Green Deal europeo. Noi abbiamo avuto dei supporti l'Europa ci ha salvato fondamentali, esatto. Sappiamo anche che se non fosse per le regole europee l'Italia, no, dal punto di vista della gestione del debito e delle situazioni economiche e finanziarie, insomma, non farebbe sempre la sua parte, e sappiamo anche che dall'Europa arrivano delle indicazioni fondamentali. Noi purtroppo anche oggi vedere, ad esempio, no, il mondo agricolo che soffre evidentemente di situazioni difficili, no? Addirittura ci sono in ballo quasi 400 miliardi, 387 miliardi che naturalmente le grandi lobby cercheranno di accaparrarsi, no? Però anche lì vedere appunto che le proteste del mondo agricolo vanno
prima contro l'Europa, no? E poi invece contro chi, secondo me, ad esempio, credo, quantomeno per quanto mi riguarda, è il vero responsabile di questa situazione, quindi quei sistemi di poteri economici e finanziari che decidono, no? Con dei giochi di borsa e delle scommesse i prezzi del grano, del frumento o dei prodotti agricoli, con dei monopoli molte volte, insomma, che sono degli oligopoli che non permettono di sopravvivere alle piccole aziende. Ecco, scagliarci contro le regole che l'Unione Europea ci chiede di rispettare per la sostenibilità ambientale, ad esempio, io credo che oggi sia sbagliato, no? E quei movimenti politici che cavalcano questo tipo di mal di pancia, insomma, io credo che non facciano un buon servizio alle istituzioni. Quindi le elezioni europee saranno fondamentali nel giugno prossimo, e sarà fondamentale che tante persone vadano a votare, perché dobbiamo renderci conto che il futuro, in particolare per una terra come la nostra, non può che essere un'Europa che sia capace di dare rappresentanza alle diversità che la compongono. Quindi io spero che prima o poi gli stati nazionali, così come li abbiamo conosciuti, vengano superati da una vera Repubblica Europea che sia in grado di fare sintesi. Bene, quindi il Friuli ha ancora speranza, perché essendo una terra aperta e non chiusa, perché noi la vogliamo immaginare così, da sempre è stato questo, da sempre noi, è stata una ricchezza anche regionale, no? Avere tanti rapporti con... La nostra storia è quella. La nostra storia. Noi pensiamo a una città come Gorizia, ad esempio, no? Nova Gorizia 2025 sarà capitale europea della cultura, e a Gorizia, insomma, un secolo fa, più o meno, fino a un secolo fa, si parlavano 4 lingue, no? Nel consiglio comunale, nella dieta di Gorizia, si parlava italiano, sloveno, tedesco e friulano, e tutti capivano tutto, ed era straordinario, no? Oggi parlare sloveno a Gorizia non tutti lo capiscono, ed è un peccato, e invece la nostra storia è proprio fatta di quella diversità che è una ricchezza straordinaria. Bene, allora grazie al consigliere Massimo Moretuzzo per questa partecipazione. Naturalmente penso che ci sentiremo ancora, perché mi pare che il filone è quello giusto. Grazie ancora. Grazie a voi, Atris e Mandi. Ehi, dico a te, ma hai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.